io, cioè quello che volevo, la mia richiesta principe era questa, fare un confronto con Melluso per dimostrare che lui non poteva conoscere Turatello. Gli ho lanciato questa sfida e l'ha accettata qui. Allora, Presidente, vado per... Mi conosci già? Che alle 3:30 finisce l'Aula. Mi conosci? Sappi del regolare. Cosa? Mi conosci? Gianni, mi conosci? Ti conosco da tanto tempo. Perfetto. Ti risulta, questa è la prima domanda che ti risulta che sono camorrista? No. Oh, a posto, grazie. Sei vicino della camorra, sì, eh? Vicino cosa vuol dire? Vicino che era assieme. Dopo non so se sei stato legalizzato, quello non lo so. No, allora un momento, spiega. Sei Vicino, vicino in che senso? ero assieme. Se come Marco Medda era diventato quasi il vice di Cutolo, ultimamente che era d'Ascoli Piceno, e tu eri con loro. Ora non so se sei stato legalizzato o meno, eri soltanto amico, mangiavate assieme, non so cosa è... Comunque, Presidente, sì, qui dice lui questo. Sì, ho capito cosa dice lui. Oppure se no, finiamo sì. insieme con Marco. Allora, io l'unica cosa che volevo far presente, mi ricollego a quello che avevo già detto prima, cioè di verificare se effettivamente Marco Medda se ne è uscito dalla mia cella, cambiando direttamente sezione, questo qua anche per... No, non era in sezione con te. No, prima era in camerone. Io ero in sezione con te. Quando sei arrivato e sei venuto in sezione dove c'ero io di sopra, in precedenza Marco Medda era il cameroncino con me e Cochis Rossano. Sì. Quando Marco Medda ha deciso di andare da Raffaele Cutolo, lui è uscito dalla mia stanza prima che tu salisti di sopra e è rimasto di là. Quindi lui ha scelto di fare una determinata... Ma Marco Medda era con te, eravate per dire la stessa cosa? No, tra me e lui, allora, se visto che dici questo, c'è stato anche un periodo che siamo stati anche abbastanza C'era Vito Pesce freddi. pure, anche Vito Pesce era uno dei più fidati tuoi. Sì, no, questo è un altro conto, Marco Medda magari non lo era. Comunque vabbè, io volevo dire questo, Presidente, ho letto i suoi verbali, no? E lui quando parla di Viale Monterosa, relativamente al derby, Viale Montenero, non so, poi il Piazzale Loreto, Piazzale Cordusio, no, tu sei di Milano, dove sì, esatto, no, giusto. Là. Difatti appunto per questo ti do io una mano. Però mi sembra che sia nonostante tutto un po' riduttivo, nel senso che lui parla di Milano e ogni fatto suo si riferisce Viale Montenero, Viale Monterosa. Tolto da questi due cose qua c'è solo un accenno, a parte Legnano Melegnano che non mi interessa, c'è un fatto di Piazzale Corvetto oppure Piazzale Loreto. Però dico in partenza, lui parlando vicino alla stazione centrale parla allora di Piazzale Loreto, effettivamente è abbastanza vicino. Perfetto. Però cioè nonostante tutto mi sembra riduttivo parlare di Milano e parlare solo di questi due posti. Faccio questo appunto perché? Perché io ho letto anche qualcosa dei verbali di Andrea Villa. Sono due luoghi, Viale Montenero, e poi ultimamente ha fatto un'altra cosa, ha detto le Case Rosse di Corso Lodi. Dunque allora, primo in Viale Montenero lo ripete 1000 volte Villa Andrea questo posto, per un semplice motivo: Villa Andrea c'è nato, la madre ci abita a 20 metri, cioè è una stradina che confluisce con Viale Montenero, quindi lui li conosce bar, droghieri, cioè non è che conosce i locali, lui conosce proprio anche gli esercenti tutti di questo pezzo di strada, perché c'è nato e c'è stato fin da bambino. Però, e quindi dico, questo per me è un riferimento, lui dice era amico di Andrea, comunque ha conosciuto Andrea, c'è stata appunto questa opportunità anche per la storia delle fotografie, però dico c'è un discorso che uno mi pare riduttivo, secondariamente sei stato al derby? Tante volte. Conosci bene quindi il derby? Come no? Dimmi chi era il gestore del derby. Era una contessa. Perfetto, allora... Sì, allora quando stai parlando? Del 75-76. Perfetto, allora... Che non so se era proprietaria. Il gestore, ho detto. Non lo so, quello che stava presente lì, diciamo che era quello intrattenitore. No, là non c'era nessun intrattenitore, là scendevi, c'erano dei guardarobieri, consegnavi, pagavi, entravi dentro la sala e ti sedevi. Allora, Presidente... Cioè non so chi era l'intestatario, ecco. No, ma non è... Adesso mi spiego per dire cosa volevo dire. Faccio presente che a questo derby, il Derby Club, che era un locale in Viale Monterosa, bravo, è l'unica cosa che ti ricordi di Milano, puntualizziamola, almeno siamo sicuri,
che la persona... A lui venivano gente, non No, a lui. Vabbè, ma se no mi tocca... tu girati un po', altrimenti... Ma è un confronto che fate fra voi, insomma. Sì, ho capito, ma se tu non mi dici le domande, qui ora non finiamo più. No, le domande, dico, non è... per me sono solamente delle constatazioni. Ti ho fatto una domanda, ma hai detto ti risultava una contessa. Io allora ti dico che potrà benissimo risultare alla Corte, dal 1966-67 a tutt'oggi il gestore di questo locale si chiama Rudy Magnaghi, è un uomo che è conosciuto come, non so, un pazzo, quello che girava qua in moto, che faceva dannare polizia e carabinieri, nel senso, era un uomo che nell'ambiente di Milano non era sconosciuto a nessuno, era una persona, cioè, che ha tenuto in mano un sacco di locali, era uno dei migliori cantanti di Malavita, così cantava tutte le canzoni di Malavita, e quindi era una persona che, come si presentava, una persona nuova, diceva io sono Rudy Magnaghi, che canzoni vuoi che ti canti a questi livelli? Non esisteva, perfetto, per forza, sarei stato mezza volta allora Gianni. Tante volte, ti posso dire tutti i locali che ci sono, pure le sedi ti racconto. Allora dico, io è questo che chiedo, il gestore, il tenutario di questo locale, che una volta era uno dei migliori locali di Milano come a livello di avanspettacolo, che poi è decaduto un pochettino, forse perché ci hanno cominciato ad andare Gianni Melluso, è decaduto un po' questo locale, è una battuta ovviamente Gianni. Non rispondo. E poi, scusa, spiega un attimino alla Corte, cosa sono le case rosse di Corso Lodi? Ecco, avevo già detto altre volte, è una specie di residence. Non una specie di residence, la maggior parte in queste case rosse sono tutti appartamenti ammobiliati, cioè questi appartamenti, per dire, che affittano 200.000 lire al mese, 300, con già i mobili dentro, che ci vanno parecchie prostitute là, è vero, ci abitano anche parecchie prostitute, e sono appartamenti bilocali, monolocali, ammobiliati. Finito così? Che cos'è, volevi sapere? No, dico ad esempio, non so, ci sarà... E sai chi era il proprietario una volta? Chi era? Il proprietario una volta... No, il proprietario, uno dei tanti forse soci, non il proprietario assoluto, era quello che aveva la Rolls Royce, che lo conosci pure bene tu, che dopo hanno ucciso. Non conosco nessuno. Conoscere Comunque, Presidente, si chiama Mario. Tu l'unica cosa che puoi aver visto di queste case rosse, se le hai mai viste, se le hai mai viste, puoi averle viste perché c'è la tangenziale che va sull'autostrada Serenissima per andare a Genova, per andare a... No, ma quale Genova? Ma... Venezia, Serenissima ti ho detto. Ma che c'entra le case rosse con Venezia? Con no, quale Venezia? Vabbè, comunque ho capito. Tralasciamo allora, non andiamo. Allora Presidente, voglio dire questo. Nelle case rosse, allora no, lui mi dice le case rosse, ha parlato di quartier generale di Turatello. Allora faccio presente, il giudice Alessandrini di Milano, il giudice ammazzato, abitava alle case rosse. No, è possibile. No, aspetta, ci abitano colonnelli dei carabinieri, magistrati, poliziotti, capo della mobile. È il quartiere più ultra che esista a Milano. Cioè è un quartiere, non è un quartiere così che mi dice la mignotta, ci stava la prostituta. Ci abitavano delle prostitute. Si parla di mini appartamenti, mini locali. Io dico che questo è un luogo ultra chic, non so se rendo l'idea, di una Milano estremamente bene, che se non è gente che ha i miliardi, quantomeno è gente che ha... Ma oltretutto dico il quartier generale di Turatello. Carabinieri, gente che c'ha i miliardi. Comunque io penso. No, non ci no, un momento, va bene, andate a vedere se ci abitano. Non facciamo delle battute di spirito. Non facciamo delle battute di spirito. Io se dico questa cosa, allora vado a specificare anche. Se io dico questa cosa è perché in questo residence, come lo chiamo, forse tu scambi di quelle case rosse. Io parlo delle case rosse, io non mi confondo. No, il residence che dici tu in Porta Romana, intendiamoci. Io sto parlando le case rosse, forse noi Corso Lodi, dove lo stesso posto dove Andrea Villa colloca il quartier generale di Turatello. Sì, dove hanno ucciso questo della Rossi che ti ho detto prima, si chiama Mario, ora non mi viene nemmeno il cognome. Non lo so, lo sai perché sai che l'ha ucciso pure. Isacca, perciò è inutile che parliamo di questo perché sai anche questo. Scusa, non mi stravolgere, sto dicendo semplicemente, mi hai fatto le case rosse di via Corso Lodi, questo ha detto lui. Molto elegante e non
Cioè, io è questo che voglio dire. Allora, dico... No, io ho detto che è un quartiere, io ho detto che è un residence. Dei palazzini sono che sono frequentate però Ma spiegami com'è l'ingresso di questo... Gianni, spiega solamente com'è l'ingresso del residence. Questo che tu chiami residence, spiegalo com'è. Io volevo prima dire, Presidente, questo non vuol dire, Presidente, se ci abita lei sì, o io d'accordo, o il colonnello dei Carabinieri. D'accordo, ci può va abitare benissimo, chiunque. va benissimo. Se quella per Spiega com'è l'ingresso Renato, di scusa, spiegalo. questo appartamento, Presidente, io posso dire che là la prostituta, forse lei, per prostitute intende chissà che cosa. No. Io gli dico prostitute, donne, di alto rango, che non ci crederà nessuno che sono queste prostitute, non è che stanno in mezzo alla strada e non me ne inguagliare pure a loro come Tortora, lasciale stare almeno dico, questo. Presidente. Comunque senti, erano Gianni, prostitute che potevano andare, che basta che andavano in via larga, Spiega. andavano a fare le marchette con i Maserate, Presidente, non è che andavano con i ho capito Gianni, spiega com'è l'ingresso di questo che tu hai definito residence, spiega come si entra. Presidente, scusi, sul punto noi vorremmo far risentire il nastro perché il signor Melluso ha dichiarato, me lo ricordavano i colleghi, che si parla di appartamenti da 250.000 di sì, è vero. A me, ammobiliati, ce ne affitto. dove abitavano le prostitute. È poco. No, dove abitavano? Vabbè, comunque, c'erano delle prostitute di Assoborgo. Avvocato, è poco importante, spiega alla Corte l'ingresso di questo residence. Questo Corso Lodi, dove ci sono questi appartamenti, per dire, è molto facile andare là, e cioè anche a vista d'occhio e subito si vede, perché è una zona dove non si può entrare, per dire, con le macchine, cioè ci entra lì dentro chi abita. Ecco, prima di entrare. No, è un'entrata tipo privata, che lei non può entrare se non abita là. Ecco, c'è un cancello sì, cioè entra chi abita. No, lo diceva l'avvocato. Avvocati, lasciatelo parlare. No, io non dico niente. No, perché siccome vedo che ti interrompono. No, non dico. E Sembra stavo dicendo, giusto Presidente, che in queste residenze, prima di entrare, c'è un cancello grandissimo per dire se uno ha la macchina, se abita lì dentro, eccetera, eccetera. In questo cancello c'è anche una porticina, sempre di ferro o di metallo, che chi ha le chiavi, il proprietario apre e entra. Oppure, per dire, ci sarà sto grande cancello che si apre se per una macchina, eccetera, eccetera. Boh. Cioè, cosa volevi sapere? Ma esiste una portineria? No, quando c'ero io, no che non esisteva, perlomeno, io non ho mai visto No, portineria. se tu dicevi che insomma il quartiere generale ci sarai entrato, hai detto che ci hai incontrato Tortora. Vedi che il quartiere generale, se tu non l'hai capito bene, l'ha detto Marisa Figurato. Se tu leggi i verbali che ho fatto io, non ho mai detto che questo era il quartiere generale. Io ho detto che là c'erano degli appartamenti o qualche appartamento dove c'era Ciccio che lavorava la roba o si smirciava la roba. Ora, se tu vai appresso a Marisa Figurato che dice che c'era il quartiere generale, lei può dire quello che vuole. Allora lasciamo perdere. Io sto dicendo semplicemente, allora sta portineria la vogliamo stabilire, c'era, non c'era? Non lo so, io non l'ho mai vista questa Ma ci sei entrato tu in questo posto? Ti ho detto che c'era una ragazza, che io ci ho anche dormito in questo appartamento ammobiliato, e questo ti posso dire. Boh. Io non ho mai visto una portineria. E allora Presidente, faccio presente Non lo so se c'è o no. che c'è la centrale della Mondial Pol e c'è un Mondial Pol con la pistola al fianco. No, allora Stai zitto, lasciami finire, hai parlato, lasciami finire a me. C'è un Mondial Pol con la pistola al fianco, con la stella da sceriffo, che qualora arrivi chiunque che non sia conosciuto non fa entrare nessuno. Allora guarda come ti dico una cosa. Fammi finire. No, perché non nemmeno esistevano quando ti dico io questi Montapollo che dici tu. Cioè, credo che nemmeno esistevano. Presidente, tu stai parlando. Penso, non lo so. 75, 76, Credo sempre che parlato di Turatello Ecco. e di questi periodi. Ti dico che io in quel periodo c'ho un Mondial Pol morto ammazzato che me l'hanno messo apposta per me. Io ti dico che forse e allora so se esistevano. Per questo si comunque- può accertare, lo accerteremo. Meluso, Cioè, non lo so se esisteva. La Corte lo accerterà. perfetto, allora d'accordo, finiamolo qua, non ha importanza. Villa nel clan Turatello. Ti risulta Villa. che era nel clan Turatello? Come no? Lo conoscevi da È dentro? quello che ti ha detto San Filippo prima. Lo conoscevi Siccome da San fuori? Filippo è un ragazzo Scusa. esaltato. E allora è facile se prenderlo. se no sai cosa c'è? Che di domande ne ho parecchie, se ognuno facciamo sta cosa non finiamo più. Il Presidente dice che finisce alle 4. Villa era del clan Turatello? Sì, è vero. L'hai conosciuto dentro o fuori dal carcere? Io l'ho conosciuto fuori dal carcere. Oh, Che una volta, ti dico pure, stavo sparando a uno e è stato Villa a levarmi la pistola di mano, ecco. boh. E allora, Andrea Villa, quindi,
Cazzo, ma allora non eri così bravo, ammazzavi la gente. No, ho ammazzato nessuno. Allora, cioè, forse quella volta volevo sparare a uno. Andrea Villa, tu quando ti risulta che sia stato nel clan Turatello? Quindi 75-76, perché questo è il periodo che tu stavi con Turatello. Io non so che periodo è stato con te Andrea Villa. Cioè non so nemmeno. Ma se tu eri con Turatello, scusa, uno che prima ti era amico e poi ti doveva sparare, penso che ti doveva sparare. No, non hai capito. Dico, allora, mi ha tolto la pistola. A te nessuno. Questo episodio cosa può essere successo? Renato. Mettiamo conto nel 75. Lui ti toglie la pistola, era uno del clan Turatello, ti toglie la pistola. Ma chi te lo dice che è stata... Lascia perdere, ti ho detto una volta Villa mi ha tolto la pistola, che stavo sparando a uno, sì, non è che ti sto dicendo... Tu parli, non mi tirare. Però le domande che faceva a San Filippo. 75-76, tu parli della tua conoscenza di Turatello, sì. Quindi ti riferisci, quando dici che hai conosciuto fuori Andrea Villa nel clan Turatello, non può essere altro che nel 75-76. Ma chi me l'ha detto? Perché deve essere così? Sentiamo quando allora? Allora dimmi, giustamente, l'avvocato una volta tanto... Scusa, ma tu sei un avvocato di Tortora? O ci passano avvocati che c'hanno? Questo non l'ho capito ancora io. Vabbè. Cioè io ti dovrei spiegare a te. A questo punto, Presidente, non ha più importanza la domanda, la Corte trarrà le proprie conclusioni. Appunto. Come no? Sì, ma io l'ho spiegato pure, Presidente. Solo Andrea Villa, l'epoca... Ma Presidente, io sono arrivato a Milano, ho detto che 72 così, 72-73. Dopo quanto tempo avete conosciuto Andrea? Quando sono arrivato a Milano, io ho conosciuto sia Andrea Villa che tante persone. Dopo quanto tempo avete conosciuto? Ma non lo so, Presidente, io non è che... 2 anni. Ma no, quando dopo appena che sono arrivato a Milano. Sì, ho passato 6 mesi, un anno, 3 mesi, io non lo so, l'ho conosciuto là. Anzi, l'ho conosciuto a Black Cussi, che tu ci andavi spesso, no? Ma non lo so, tu mi stai facendo il vita morte miracoli a San Filippo, te lo dico io, si chiamava Black Cus di Piazzale Cantone. Te lo dico io che era il locale. Allora io ci sarei andato tante volte in sto locale. No, la risposta non ha risposto alla domanda, Presidente. Allora, Presidente, avvocati, perché se no qua quello che dicono i due che si stanno scassando le corna, scusando il termine, dico non si capisce, dico... Ma chi ce l'ha queste corna? Io. Ah, se ce l'hai tu io ci mancherebbe altro, No, non lo so se ce l'hai. Comunque. Dobbiamo completarla. Voi avete conosciuto Turatello? Quando l'avete conosciuto? Presidente, io il Turatello, lui parlava di Villa quando ho conosciuto, no Turatello, io Turatello l'ho conosciuto verso il 74, fine 75, ora non mi ricordo bene quando ho conosciuto Turatello io. Lui mi parla di Villa. E l'hai conosciuto prima? Non so se è stato primo o dopo, mi sembra che prima. Ti faccio presente che Andrea Villa dichiara che lui dal 1972 al 1976 è stato nel clan Turatello. Quindi quando tu l'hai conosciuto, a meno che non sei venuto nel... Non lo so quando l'ho conosciuto. Oh, basta, non fare come Tortora, dici io, che macchina avevo nel 75, ma che ne so io? Gianni, facciamo una cosa, con me non ci urlare nel manico, io non mi schiavo in Tortora, è chiaro? Sì. Io non ti dico delirio. Sì. A posto, tu mi hai detto a me. Basta, non mi interessa più, Presidente. Tu non devi sapere per dire tutte queste cose. D'accordo. Allora tu hai detto un'altra cosa, siccome io qui con te e soprattutto con Andrea Villa farai il confronto. Con Andrea Villa io qua sono venuto solo ed esclusivamente per riabilitare tutto il fango e le immondizie che avete buttato addosso a Turatello. Ah no, su Tortora. Ma che cazzo me ne fotte? Hai detto, ti mostrerò io che Tortora è innocente. Sto parlando io ti ho detto di Turatello. Lasciami, io ti dimostro che tu non conosci Turatello, è diverso. Non conoscendo Turatello, non conosco Tortora. Ti sto facendo una domanda. Senta, lei è leggermente in ritardo, signor Belluso, noi lo abbiamo già dimostrato. Legga quello che abbiamo scritto. Lei non ha dimostrato niente. Gianni, lascialo perdere. Vediamocela io e te che ci stiamo divertendo, no? Dunque, tu hai parlato di consegne fatte. L'avete dimostrato anche a primo grado, avete detto. Non parlate con l'avvocato. Senti, ma io non dico niente. Scusa Gianni, tu hai parlato. E io parlo di quei 20-30 fogli di verbale tuoi, di consegna, Moccia, Cusumano e Turatello. Dato che penso che sia assurdo che tu potessi lavorare per 3 organizzazioni concorrenti, mi deduco che fosse un'unica organizzazione. Non è così. Cioè non è né Moccia, né Cusumano né Turatello, è una unica persona. E chi sarebbe? Sono unica persona, per dire. Cioè, quindi è non erano 3 organizzazioni. No, ma dico, chi era il boss di questi qui? Si sa che è stato sempre Turatello il boss, grazie, che mi dice. Grazie. Allora, e quindi era il Cusumano che andava in Thailandia, lì dove... No, a Bangkok. Andava a Moccia. Cioè a Bangkok e in Thailandia...
Beh no, all'estero, scusa, all'estero ci sono andato anch'io, ma non lavoravo per all'estero in questi paesi... Se dopo che Thailandia... ma sempre a livello... scusa, tu hai trattato sempre cocaina? Sì. Io non so nemmeno cos'è l'eroina, cioè droghe. Perfetto, allora Presidente faccio presente che non bisogna essere... Non fare come Panimone che Turatello non conosce nemmeno la cocaina. Per favore Gianni, io dico semplicemente dati di fatto. Bangkok è conosciuto come forse il più grande porto del Medio Oriente, però cioè delle Indie, in ogni caso è un porto senz'altro dove ci saranno traffici immondi, però è sempre stato considerato solo ed esclusivamente la mecca dell'eroina e non della cocaina. La cocaina si parla di Bolivia, si parla di Perù, e che è tutta un'altra strada, non c'entra proprio niente Bangkok e la Thailandia. Ma se Compa Kid ha detto che in Thailandia portava Compa Kid era il più grande trafficante di eroina. Sì, ma ha dichiarato che ha portato in Italia sacchi di cocaina. Di eroina! Ha sempre parlato di eroina. Compa Kid che ha portato anche, vedi che io sono stato in cella con Compa Kid, tu non lo conosci nemmeno. No, io so i dati di fatto. Ma io ci sono stato. La cocaina non esiste. Ecco, ma lui ha se portato esiste come esiste a Napoli, ce la portano, però ma io non lo so se esistono. Vabbè, a posto. Mica sono andato io. Tu hai detto, Gianni, che in una determinata situazione Turatello si lamentava con Tortora perché diceva che sti napoletani alzavano i prezzi, facevano arrivare in poche parole troppa poca roba a Milano alzando eccessivamente i prezzi. Allora ti chiedo, primo, ti risulta che Turatello fosse figlioccio di Frank Tredita, Coppola? L'ho sentito un sacco di volte, però non si è capito mai se il figlio, se è figlioccio o se è una montatura che è stata sempre... Allora, questo lo andrai a chiedere al giudice Montoni di Milano, che dopo ci arriviamo. Ti risulta, non so, così, ti sembra, hai sentito, hai saputo, ti risulta che Turatello insieme a Frank Coppola sia mai stato nell'anno 75 a Detroit con Joe Adonis, uno dei capi di Cosa Nostra, e che addirittura Turatello avesse delle foto che si vantava, se tu gli eri amico non puoi non averle viste, si vantava facendo vedere queste fotografie tra lui e Joe Adonis che bevevano, brindavano. Ti risulta? Non lo so nemmeno di queste foto. Detroit, sì, basterebbe chiedere al giudice Montoni di Milano che c'ha tutta una documentazione del genere. Non lo so. Cioè questo qua è un fatto notorio, non a Vallanzasca, polizia, carabinieri, magistratura di Milano. Sì, ma che vuol dire se non lo so? No, volevo dire che quello che si permetteva di battere la mano sulla spalla di Joe Adonis veniva da sti pezzenti napoletani a farsi pagare la cocaina in più. Per carità, perché da Napoli perché l'hai preso tu? Cioè perché non poteva venire? Ti vedo, io ho visto l'ambiente di Napoli, non mi farà andare oltre. Ah, e allora sono tutti così? Sto dicendo semplicemente che si sta parlando di capi di Cosa Nostra e che Turatello si lamenta con Tortora perché i napoletani gli mettono la roba troppo cara. Pietà! Qua, guarda, allora ti dico soltanto una cosa per fare capire tutti. Turatello, tu lo sai, Turatello non ha mai avuto a che fare con la droga. Allora, aspetta, allora se avesse avuto a che fare con la droga, ma senti a me, dopo Turatello in Italia non ci sarebbe più stato nessuno. Tu dici che Turatello era sto grande personaggio, allora ti dico subito, tu lo sai chi era Nino Faro in Italia, dei carceri italiani, Nino Faro? Ma no, Renato, senti a me, Nino Faro in Italia era il detenuto più temibile e pauroso di tutti i carcerati italiani. Ebbene, Nino Faro, che non aveva paura né di te, né di Turatello, né di tutti questi grandi personaggi, ma Rastorino gli ha dato 2 coltellate. Cosa da pace? Senti, vabbè, ma e allora che vuol dire? Scusa, ti sto dicendo semplicemente che tu hai detto. Lo stavo uccidendo! Turatello, tu hai detto semplicemente non andiamo. Ma Gianni, non cambiare discorso. Ti ho detto, fatto un paragone. Hai detto che sarebbe stato corretto. Allora, non andare oltre. Io ti ho fatto semplicemente una. Non lo so. Ti sto dicendo. Non lo so. Ho capito che non lo sa. Io sto semplicemente riferendomi che lui dichiara di aver sentito Turatello
quasi piagnucolare con il Tortora che a Napoli gli mettevano la roba troppo cara. Ma quale piagnucolare? Beh, si lamentava, insomma, mettila come vuoi. E allora veniva a Napoli. E allora doveva venire? Magari, A Pomasina? Finiscila lì, dai. Doveva venire in Pomasina? Comunque, poi hai detto un'altra cosa, che tu hai sentito praticamente la prima volta che hai sentito parlare della camorra. Io non ne capisco i camorra. Aspetta, sì, è perché sennò saresti in imbarazzo. Guarda caso che ti comunque dico, che non accusa nessuno di tu hai sentito. Marinello dice che io ci ho fatto vedere le foto. Mamma mia! Io ti sto facendo una domanda. Non ne capisco di camorra. Mi sembra che tu evidentemente andando con con San Filippo e con Pandico hai imparato a ciurlare nel manico. Ti ho detto io ti pongo una domanda precisa. Tu hai parlato nel 74-75. Tu hai parlato che nel 74-75 dal Moccia hai sentito per la prima volta parlare, cioè di questa NCO, di questa camorra, di questo Raffaele Cutolo nella sua estensione di Milano. Cioè hai sentito parlare di lui per la prima volta come un'entità, un qualcosa che esisteva. Dici prima non mi risultava, a parte che mi verrebbe da ridere la Io non so che cosa significava un NCO, una camorra. Perfetto, ma io volevo far presente solamente alla Corte quanto mai si è parlato di NCO nel 1974 e nel 1975, tutto qua. Ma allora facciamo una cosa, vogliamo leggere esse verbale che tu dici che io ho dichiarato nel 1975 ho sentito parlare di camorra. Allora leggiamo il verbale. Leggiamo esse verbale. Presidente, c'è una cosa. Allora non ho capito io. Io dico semplicemente questo. Gianni, non mi fare così stupido. No. Se io ti ho detto, mi permettevo di scherzare con Gianni, signori della Corte, dicendo preparati, mettiti l'alloro sulle orecchie, la mela in bocca, il rosmarino sotto l'ascella, che scusando il termine, non offenderti, con la carotina in culo per metterti allo spiedo, te la metto durante il confronto. E io ti ho detto, vediamo se ci riesci. E vai. Per adesso è una carotina, vedrai quello che c'è in seguito. Ma se tu non vai al dunque, ce ne andiamo qui. Vabbè, ma non fare così, è una veda che mi hai detto che... Tu hai ad esempio, hai detto per fare... vabbè, mi sembra che questo qua ormai l'abbia detto, insomma, non penso che ci sia bisogno di dire altro. Tu hai detto che, rispondendo al fatto, dici tu facevi rapine da 3, 5, 10 milioni, quanto erano, e poi pigliavi 10 milioni con la droga, e tu hai detto sì, ma vabbè, ma anche Turatello. Allora io invito la Corte ad andare a prendere questi fascicoli della famosa rapina che la bisca dove hanno levato i gioielli, quello che vuol dire. No, tu hai parlato di rapina, hai parlato che sono andati a prendere i soldi nella bisca. Ma non dove ti riferisci tu che hanno nella bisca, senti, per prendersi la bisca in mano. Senti, no. Dove c'è stato Graziano Mesine, Paminonde, eccetera. Gianni, allora dovresti dimostrare anche alla Corte che ce ne sono stati altri di questi fatti, mentre invece a Milano c'è sempre stato un solo fatto del genere, dove Turatello è entrato. È vero che ha preso i documenti, lo so. ha preso tutti i nominativi, ha preso tutti i soldi che erano sul banco, ha chiesto a ognuno, rilasciando un biglietto da visita di un altro locale, di andare a giocare a un altro locale, è vero, dicendo venite a giocare qua, e contavano quanti soldi erano, 3 milioni, dice questa è la ricevuta, quando andrai a giocare dall'altra parte ti verranno restituiti i soldi. Quindi Turatello non è vero che faceva rapine nei termini che dici tu. Se tu andavi a fare le rapine in posta, lui ha preso 95 milioni in quell'occasione, ha preso 95 milioni in quell'occasione, rilasciando tanto di ricevuta, soldi che sono stati ridati ai legittimi proprietari quando sono andati a giocare. Ma quella era una rapina per un locale, per fare cambiare locale, non c'entra niente. E questo era stato... Quante volte l'avete vista Turatello? Tante volte, parecchie volte. Cosa? Non ho capito una volta avevo visto Turatello. Di questa rapina, Presidente, è verissimo tutto quello che dice, ma era una rapina per fare chiudere questo locale e per mandare tale persone che giocavano là nei locali sue. Non vuol dire niente. Gianni, che vuol dire? Allora ti dirò un'altra cosa, verificabile anche questa dalla Corte. L'ha fatto pure Paminonda. Aspetta, per favore, quando è successo questo episodio Turatello non aveva ancora mai avuto a che fare con le bische, l'ha fatto per fare un piacere ad Otello Onofrio. Non è vero. Ma non mi interessa, io ho i verbali tu c'hai le chiacchiere. Ma portasi i verbali. No, ma io non posso, tu c'hai un quaderno e basta. No, forse sì. Portasi i verbali. Non hai capito, Gianni. Io dico sempre alla Corte, verificate quello che vi dico. Sì, ma è facile dire verificate. Tu non hai fatto verificare niente.
ascolta Gianni, per favore, ti sto dicendo, io dico alla Corte che presentandosi al Brera Bridge Turatello ha fatto solo ed esclusivamente un favore alla bisca di via Sempione che era detenuta da Otello Onofrio. Turatello fino allora non aveva mai avuto a che fare con le bische e tantomeno con la droga. Comunque, andiamo avanti. Non ha avuto mai a che fare di droga, come hai detto pure Paminonda. Non ha avuto mai a che fare con la droga. Non ha avuto né mai bische, senti, mai droga. Bische non le ha avuto tu mai. sai chi era Turatello? Stupido. Non mi stare... Turatello era il braccio destro, oppure il compare di Talino Fidanzati, uno dei più grossi trafficanti di Milano. Lo sanno tutti, e tu dici che Turatello non sa di droga. Gianni, senti, devo dire pure il nome di Talino Fidanzati ora? Senti, ma tu mi stai facendo, non mi dai... Insomma, la differenza è che io dico, alla Corte riscontrare... Ma per sono Gaetano, Tanino, cioè 3-4 fratelli di cognome fidanzati che sono i più grossi trafficanti di cocaina che ci sono quasi in Europa, non in Italia. Sì. Che ora sono a Palermo imputati che ci imputano 300 kg di cocaina, ci hanno sequestrato. E tu dici che Turatello non sa nemmeno cos'è la cocaina? Aspetta, fammi... Dunque, allora, prima di tutto, per rispondere a questo signore, prima di tutto io non voglio entrare nel merito perché mi toccherebbe fare più o meno delle ammissioni e quindi io sulla sedia di Gianni Melluso non mi ci voglio sedere. Ma forse nemmeno io mi ci vorrei trovare sulla sedia di Gianni Melluso. Allora te lo dico pure io. Non lo so, io lo stai oggi come oggi, ti obbligo io a se io sarei di nuovo avere la possibilità di essere Gianni Melluso in questa sedia, vai tranquillo che io non ci sarei più. Hai visto che ti è andata male? Non mi è andata male, Gianni, è andato tutta a puttane. Sono stato un cretino a parte. Nel senso che il pentito è finito. Non è aiutato di nessuno, malvisto. Comunque, signori della Corte, io... Dunque, per quello che riguarda... Presidente, però deve fare una cortesia, se non finisce questo interrogatorio oggi, siccome la questione è molto delicata... No, ma guarda, vado a stringere, anzi, se mai salto altre battute, altre cose che ti potrebbero mettere in croce, Gianni. Parla, porca miseria! Ma tu incominci a parlare... Ma alle 4 ci mandano via! Gianni, tu continui a parlare e mi tiri fuori gente che io non ti ho mai nominato, chi ti ha mai parlato dei fidanzati, tu conosci i fratelli fidanzati benissimo, li conosci, sai come? Gianni, e sai che sono così con Turatello, o erano? Gianni, io allora posso rispondere a questa domanda e visto che insisti, mi spiace dover parlare anche dei fidanzati, dico, quando Turatello era in vita ed era fuori, i fidanzati potevano solamente essere quelli che gli portavano la macchina, hai capito? Ti sbagli. Vedi che tu allora Danilo Fidanzato non li conosco, non sai nemmeno chi sono. Il giudice Falcone di Palermo li comunque ti risulta, tra parentesi, visto che era insieme a Turatello, ti risulta che sia stata fatta un esproprio, una rapina in una sua bisca per circa 40-50 milioni? È vero. Mi risulta. Ti risulta che l'abbia fatta io, quindi... Mi risulta che è stata fatta in via Savona. Bravo. Della bisca di via Savona. Però non sono certo perché non mi sono mai interessato. So che sei stata in via Savona. Siccome eri vicino a Turatello dico, quantomeno avrebbe dovuto dirti, puttana Eva, mi hanno perduto i soldi. Quindi questo. Io volevo dirti, mi doveva fare vedere le foto, mi doveva fare vedere... Ma Gianni, non fare dello spirito, ti sto dicendo semplicemente se lo sapevi. A questo punto, se lo sapevi, io voglio fare presente alla Corte, a differenza delle rapine di Melluso, Vallanzaschi è andato sì in bisca e si è preso 40 euro. In via Savona, è vero? In via Savona, hai visto che non ti dico bugie? Sì, non mi dici bugie, però... sei andato con una bomba a mano e ce l'hai messo là sopra il tavolo. Bravo, hai visto? Però stai calmo. Allora. Io se dico questo... L'avvocato dice che ha scoperto che ma cazzo, mi vuoi far finire? Finiscila. Ma è logico che se ci sono dicendo, io ti voglio dire questo, perché nel giro di una settimana 40 milioni rapinati da Vallanzasca sono andati in vaglia da 500.000 l'uno a carcerati che ci sono in tutta Italia. Stai zitto. E le ricevute, stai zitto, le ricevute sono state mandate a Turatello a mo' di sfida dicendo: cornuto, con i tuoi soldi mangiano 80 bravi ragazzi in carcere. Non è vero. Poi stai dicendo delle bugie per farti grande di fronte ai carcerati, te lo dico io. Senti, madonna, ma io c'ho bisogno, Gianni, sei tu che hai bisogno di andare. Io vi dico semplicemente, allora, la rapina deve essere successa a ottobre, stai zitto! A ottobre, voi controllate se il mese di ottobre sono stati fatti da 30 a 40 uffici postali di Milano diversi, perché non potevo far fare i vagli a tutti in un posto,
Fatti i conti, 40 milioni, a mezzo milione l'uno, sono 80 detenuti nelle varie carceri. E perché non li fai accertare se sono... glielo sto dicendo alla Corte! Ma se tu parli così, tu dici io ho delle prove. Se tu porti un quaderno in mano, dove stanno queste ricevute? Sì, oh... Ha detto che l'ha mandata a Turatello. Le ricevute io per sfottimento, una volta fatto, sono andato nuovamente nella bisca di Turatello, ho preso l'usciere per l'orecchio, che in quel caso magari poteva essere anche Paminonda, e gli ho dato in mano una busta dicendo digli che adesso gli ho preso i soldi e questi mangiano, e la prossima volta gli prendo la vita. Questo è stato il discorso. Ti volevo dire una cosa, no, il fatto della bisca... Effettivamente mi sto facendo grande con i detenuti, non c'è problema. Il fatto della bisca che ti ha regalato Turatello, vede che San Filippo si sbagliava, Renato. Questa rapina a che anno? Comunque era su tutti i giornali di Milano. No, è stato... aspetta, me lo dici tu, mi dai una mano, magari, che cazzo, dillo tu, se no dici... Io ti posso dire che ci hai messo la bomba a mano sul tavolo perché... Parlo solo ed esclusivamente, doveva essere ottobre 76. Ecco. Però non ne sono certo, insomma, io... Prima di Natale, se 76. Oh, bravo. La rapina sì, prima di Natale. No, Mario, dicembre non poteva essere perché era già stato sparato Francis, poi parliamo anche di questo. E parliamo anche di questo. Tu mi parli, io ho sentito tutto il tuo esploit di Milano è stato verso la fine del 76, giusto? Il tuo momento d'oro, diciamo. Perché ho sentito che consegni droga a Tortora, droga a Califano, ti incontri con pazienze che... Il fatto del pazienza di questi personaggi è meglio che non ne parliamo. No, ma io... Perché io direi a qualcuno che parla di queste cose di leggere prima il verbale. Gianni, per favore, io sto dicendo semplicemente i riferimenti delle date, la cronicità storica di questo fatto. Tu parli di dicembre, cioè dicembre 76, gennaio 77. E in questo lasso di tempo, in questo paio di mesi, succedono consegna a destra, consegna a sinistra. Ma non è vero quello che dici tu che era in fin di vita Turatello, ti spiegherò anche questo. Allora. Ti dico pure dove c'è sparato. Allora dunque. Con quale macchina? Allora, ti risulta che Turatello sia stato sparato a Milano sulla circonvallazione? È vero. Era dentro la macchina con Porsche con Carlo Argento e Gianni Scupola. Te lo dico io. Presidente, qua mi tocca andare reo confesso di un reato. No, dillo! Mi tocca andare reo confesso di un reato. Allora, era un Porsche rosso di Carlo Argento, se non sbaglio il colore, un certo Carlo Argento che dopo è stato ucciso dai carabinieri di Milano. Basta, non digli più niente perché stoppi. No, ma sai che ti dico la verità? No, Gianni, tu dici non dire devo più fare niente perché pure io. Gianni, non dire più niente che stai facendo un'altra figuraccia. State zitto. Scriviamo. No. Allora, io parlo in riferimento a questo punto specifico. Tranne se è un'altra sparatoria, dopo non lo so. Se è quella, non è che quella. Gli sparavo tutti i giorni. Ma non vorrei che dopo ci hai sparato per dire che ne so a qualche altro, un amico suo. Si sta parlando sempre del dicembre 1976, il periodo che stai parlando tu. Allora, Turatello, a parte che è stato sparato, le auto sono state ritrovate, per questo che dico, finiscila perché fai figuracce. Ci sono due BMW 3000. E un Mercedes 520, un Mercedes 450, Renato. Comunque non esiste nessun Porsche rosso. 4,50. Il Porsche era di Carlo Argento, t'ho detto. Senti, tra parentesi Gianni. Si è rotto pure il vetro di dietro. Ma c'era anche Carlo Argento. Si è insanguinato tutto per dire. Ma c'era anche Carlo Argento. C'era Gianni Scupola, non è vero? Vai! Ora, io... Presidente, le macchine, io non so preciso se erano uno o due, però una macchina o Carlo Argento, che un Porsche suo, rosso, è stata pure sparata da loro. Ora non so se loro, per dire Turatello, erano con due macchine o con una macchina, questo non lo so. Però Turatello non è vero che è stato ferito a morte come dicono loro. Dunque, allora, no, qua poi c'è un fatto, perché mi serviva anche quell'altro signore che è andato in escandescenza, perché lo stesso fatto... No, ma lui praticamente veniva... Ti ho detto, ti do da porcere io, lascia perdere a San Filippo. Ti ho detto, lui, oltretutto, sono due BMW 3000 e un Mercedes 450, quindi non esisteva nessun Porsche, perché le macchine tue BMW erano loro, cioè le macchine loro, noi eravamo in due, perché siccome io sono quello che mi nascondo
Qua non avete fatto altro che sfottermi, ero quello che mi permettevo di andare io con un autista e attaccare 3 macchine ferme. Non è vero, Renato. Non è vero cosa? Che dice queste cose? No? E allora, allora che cosa ti risulta di diverso? Lo sai perché che poi c'è, Renato? Perché allora poi ti dico una cosa, sull'episodio, ci sarebbero... Eri pippato dalla testa fino ai piedi tutti i giorni. E allora, siccome ti ho detto che non ti dico tante cose, Gianni, e andavi pure a prendere una volta, guarda caso, tu sei uscito e io sono entrato dell'agenzia Arcidiacono in via Unione, che ti aveva dato un appartamento. Te l'ho detto anche là. Senti, tu non stai facendo... Io ti sto portando dei dati. Eri drogato, ti pippavi. Tu, Gianni, per favore, tu non stai facendo altro che il gioco di quegli 4 sporchi pennivendoli che fino a ieri dicevano la banda dei drogati. Io mi sono messo a disposizione di qualsiasi analisi per far vedere... Ma ti pippavi! Ma no! Va bene, non bucare! Senti, se non sbaglio, faceva la stessa cosa Tortora, ma Tortora è stato chiesto che gli fosse stata fatta un'analisi. Per favore. Come si stabilisce questa analisi? Te lo dico io come si stabilisce. Ma scusa, allora, se tu hai preso più tu hai la bruciatura delle mucose, te lo dico io. Bene, tu hai la bruciatura delle mucose se dovesti essere uno che si assume cocaina tramite aspirazione. Quindi, a distanza di decine di anni, tu ritroveresti nelle narici di chi ha assorbito cocaina a livello come dicono di no. Tu mi dici a me pippavi dalla mattina alla sera. È vero. Quindi, allora a questo punto non pippavi? Sarebbe no. Come tu Vito Pesce, no. dai. Vabbè, comunque io dovrei tirar fuori cose talmente particolari che non mi interessa tirar fuori. Quindi non voglio parlarne di questo fatto. Io ti dico semplicemente non pippavo. La banda dei drogati, parlate i carabinieri e polizia che hanno fatto non le chiacchiere dei giornalisti, che hanno fatto determinate relazioni, hanno parlato sempre di Vito Pesce e Claudio Gatti. Vito Pesce e Claudio Gatti. E allora non rompere le uova con Valentino. Renato, ma se avete ammazzato i poliziotti in piazza dentro perché eravate tutti pippati. Io sono fatto di un'altra parte. Non è vero. Senti, comunque andiamo avanti. Il fatto che io dicevo, volevo qua quel signore, lui dice parla con me, no, non è che preferivo parlare con lui che non con te, però poteva dare la conferma, come già io ho visto che l'ha data su alcuni verbali che ha fatto, che Turatello si spacciava per morto, cosa che era riportata dai giornali. È vero. Oh, perfetto. Tu dici che non è vero. No, che era ferito a morte. Sì, che era ferito a morte. E lui si faceva spacciare, cioè aveva detto, mettiamo in giro la voce che sono morto. Ma non è vero che era stato ferito a morte, quello. Perfetto. Oh, allora dico, signor Presidente, lui parla di un determinato periodo, io in quel periodo dico, giornali alla mano, viene ritrovata una villa a Bormio in cui Turatello ha soggiornato con la propria donna, poi mi spieghi chi è la donna di Turatello, Dopo te lo dico. con la propria donna soggiorna in una villa a Bormio e Turatello all'incursione dei carabinieri riesce a scappare quando c'è la macchinetta del caffè che è ancora calda, cioè i carabinieri quindi sono arrivati il momento che Turatello scappava. Non è vero, Renato. Vabbè, ma porco, ma non è vero! Tu stai raccontando... Presidente, io dico a questo che continua a dire non è vero, che mi lasci parlare. Lui le sue cazzate le ha già dette, mi lasci dire le mie. Ecco, appunto, dirle. Allora voi verificate se i carabinieri non sono andati a Bormio e hanno detto che lì fino a 5 minuti prima soggiornava Turatello. Poteva esserci Turatello, non è vero. Uno, secondariamente in un appartamento dove è stata riconosciuta la presenza del Turatello e della sua donna in Milano. Anche lì Turatello non si sa quanto tempo fosse venuto via prima, fatto sta che ritrovano un paio di stampelle con le quali Turatello aveva girato a Bormio. Ma due cose si ricollegano. Casa di Tortora, insomma, quindi. E due cose si ricollegano a quello che Presidente, dicevo. dopo mi spiega la domanda dell'avvocato.